Non era un raduno a ranghi completi, quello della Benetton Basket, che per la prima volta nella stagione si è incontrata agli ordini del confermatissimo coach Riccardo Sales. I problemi sono ancora parecchi, mancavano ieri anzitutto gli americani. A dire il vero non ci sono ancora i sostituti di Odie Norris e Ken Perry per il campionato a venire, e questa è una lacuna non indifferente se consideriamo che i Verdi si apprestano a giocare il massimo campionato. Si è alla ricerca di due elementi che bene si possano inserire in una struttura già esistente. Uomini come Vazzoler, Presacco, Casarin, Minto, Jacopini, Croce, vale a dire il nucleo principale di questa squadra, hanno un affiatamento ed un'intesa collaudata. A loro vanno quindi aggiunti elementi che portino esperienza, ma che sappiano entrare in un gruppo già formato, anche se sotto questo punto di vista fa fede l'abilità dimostrata da un allenatore della caratura di Sales. A fianco del nucleo alcuni giovani come Vianini, Bortolon, Battistella, Sciaulino, Morrone e Gazzato. Con loro anche Savio e Mian, ieri non presenti, il primo perché a Bormio è impegnato nei mondiali juniores, l'altro invece perché è alle prese con la nazionale cadetti. Per la Benetton non ci sarà ritiro, si lavorerà al Palaverde, una struttura che si conosce bene e che, per chi ci crede, porta anche fortuna.